Buongiorno a tutto il pubblico di Canal News, ben ritrovati. Quelle che vedete sono le gambe di Sonia, orgogliosa di essere riuscita a farsi la ceretta da sola. Nel corso dell'edizione ovviamente indagheremo per cercare il pelo. A proposito di pelo, ecco le news che arrivano dal mondo animale. Ritrovato nel Trevigiano dopo estenuanti ricerche il pulcino Apollo. Era all'interno di una tasca di una felpa. Mimì ha partorito Hiro. Non si conosce l'identità del padre del cucciolo, a cui chiediamo ovviamente di prendersi le proprie responsabilità e non fare la figura della bestia. Arrivano dalla Repubblica Ceca le immagini di una gallina che non si fa certo mettere le zampe in testa. E da Vittorio Veneto la testimonianza di una coppia davvero moderna. I due accettano tranquillamente di farsi le corna in faccia. È stata brutalmente derisa lo scorso Natale da amici e parenti per aver fatto, secondo loro, un acquisto del tutto inutile. Oggi Liz Furlan ha un messaggio per tutti loro. Ma vediamo ora le altre notizie sportive. Un tour riuscito, ma no. Scusate, ci sono degli evidenti problemi di audio. Abbiamo risolto? Un tuffo riuscito, semplice ma non sobrio, quello di Fabia in un bicchiere di Valpolicella. Il Milan guarda con interesse a Pietro di Merlengo. Bravissimo! Campione di judo Giacomo che mette a KO il padre con una sola mossa. Ora un messaggio sentito a tutti quei ragazzi, quelle ragazze che dopo tanto impegno, tanti sacrifici, tanto studio, tanta dedizione si sono finalmente laureati. Dottore, dottore, dottore del buso del cul, vaffanculo, vaffanculo. E viva i dottori! Viva! Un record davvero impressionante è stato raggiunto da questi due bambini. 30 secondi senza chiedere di mamma. Tempo che la donna Romina ha deciso di prendersi per sé. Come ha fatto Sonia, abbiamo davvero zoomato ogni millimetro quadrato e non siamo riusciti a trovare un pelo. Un lavoro davvero eccezionale. La redazione non si espone su quello che è il risultato altrove. Appena ci sarà possibile manderemo un inviato sul posto. Per questa edizione è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di quarantena. Contattiamo subito la ragazza. Non possiamo dare fake news, sono professionista.